Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, la linea e i miei complimenti a te. Caro Andrea, grazie, ma sappi che questi sono complimenti che appartengono per parte anche a te, per quanto tu in fondo sia arrivato in questa trasmissione da poco, e in parte anche a chi ti ha preceduto, il condottiero Giulio Cesare Carnelli, e anche al nostro Federico Borsari, che voglio salutare tutti e tre assieme. Allora, grazie intanto. Complimenti a noi, complimenti a voi prima di tutto, che è la cosa più importante. Permettete la citazione. And now for something completely different. E adesso qualcosa di completamente diverso. Avete ascoltato come disco start la banda dei Marines, The Liberty Bell March, la marcia della campana della libertà, autore Sousa, anno 1893, e che come molti di voi avranno riconosciuto è stata l'epica sigla dei Monty Python, che tra gli anni 60 e gli anni 70 hanno rappresentato una pietra miliare della risata all'inglese, e poi anche con i loro grandi film, uno su tutti, Il senso della vita, bellissimo, con tutta la scena del pesce o il signor Creosoto che va a mangiare al ristorante e poi esplode con una mentina. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, anzi un dorato buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 822 del 25 giugno dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito. Date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili. No, che sto dicendo? In realtà Radio Libertà è diventato un giornale, e nel giornale, sul giornale online, potete trovare, oltre ovviamente alla possibilità di sostenere la radio, anche le firme, gli editoriali del direttore Giovanni Sallusti, le notizie viste da Giulio Cainarca, il meglio della nostra programmazione, i podcast e insomma tante cose molto interessanti. Or dunque, cominciamo questa trasmissione. Grazie ancora a tutti voi per il vostro affetto stamattina. Ebbene sì, Chilometro Zoom ha vinto il premio Microfono d'Oro 2024, che è l'Oscar della radio, giunto alla 14ª edizione, e in particolare l'abbiamo vinto io e Lorenzo Viviani nella categoria ambiente. Tra l'altro è la prima volta appunto che questa radio, dal 1976, quando era Radio Varese, c'era già Roberto Maroni, che pace all'anima sua raccontò di passare e di aver passato tempo davanti al microfono di Radio Varese a leggere le memorie di Che Guevara in una memorabile intervista. Ecco, fino ad arrivare a Radio Padania Libera, poi a RPL, oggi Radio Libertà. Questo è il primo riconoscimento che abbiamo conseguito, e se permettete è un riconoscimento che non è tanto per solleticare la personale vanità del sottoscritto o quella dell'amico Lorenzo Viviani, ma è prima di tutto un riconoscimento a voi che ogni giorno ci mettete le orecchie, ci avete messo la pazienza in questi 4 anni da che io ho iniziato il mio servizio in questa radio, e devo dire la verità, non ci avete mai abbandonato, per cui è un grazie, è una dedica. E adesso mi dicevi, Andrea, che c'è una telefonata allo 029294, da questo momento il telefono è aperto, la prendiamo subito se è ancora con noi. Pronto, chi è là? Palesati. Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dici tutto. Buonasera a te Antonino, all'equipe, al Partito Radio, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori, soprattutto sia a loro, agli ascoltatori di Radio Libertà, la Talk Radio e di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, che è stato insignito del Microfono d'Oro 2024, e che bello, meritato per un programma di infotainment così gradevole e interessante, Antonino. Grazie, e una parte di questo contributo è anche tuo e di tutto il pubblico
che prendete la cornetta in mano e telefonate e dite la vostra. Quindi, ripeto, non è la mia personale vanità, ma anzi è il ringraziamento a tutti e ciascuno di voi. Vai avanti Michele, dici tutto. Sì, mi fa piacere contribuire nel mio piccolo alla realizzazione di questo format. Dunque, prima di passare al tema, vorrei comunque dire che ce l'abbiamo fatta ieri, ne parlavamo, alla fine al cardiopalma, all'ultimo respiro. Fortuna con la C istante, maiuscola, Michele. è arrivato il gol. È arrivato il gol di Zaccagni che ci regala i quarti. Bisogna vedere perché dicono che usciremo, ma intanto gli ottavi ci sono, gli ottavi di finale contro la Svizzera, che è l'outsider, a Berlino sabato alle ore 18. Staremo a vedere, speriamo bene, incrociamo le dita. Certo che è un'Italia che ci anima, ma deve avere più valori e dunque deve conquistarsela sul campo la qualificazione. Il punto di Michele Caruso. Vai. Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, dicevo, Julian Assange, ha patteggiato con gli Stati Uniti d'America, ammettendo di aver commesso un reato legato alla rivelazione di documenti riservati americani. L'accordo è stato chiuso con il Dipartimento di Giustizia e gli permetterà di evitare la prigione negli Stati Uniti e di andare in Australia, suo paese di origine. In base all'accordo i procuratori chiederanno una condanna a 62 mesi, l'equivalente del tempo passato da Assange in un carcere di massima sicurezza a Londra, mentre cercava di contrastare la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. In questo modo la pena viene considerata estinta. Se fosse stato dichiarato colpevole per tutti e 18 i capi d'accusa che gli erano stati contestati nell'incriminazione del 19, Assange avrebbe rischiato fino a ben 175 anni di carcere, altro che ergastolo. Per il via libera finale all'accordo seguirà l'approvazione di un giudice federale. Nel 2010 Wikileaks pubblicò centinaia di migliaia di documenti militari statunitensi classificati sulle guerre di Washington, in Afghanistan e in Iraq. La più grande violazione della sicurezza di questo tipo nella storia militare degli Stati Uniti tout court, insieme a una serie di cablogrammi diplomatici o di un video come quello del 2007 in cui un elicottero Apache statunitense sparava contro presunti insorti in Iraq, uccidendo una dozzina di persone, tra cui giornalisti del Reuters. Assange è stato incriminato durante l'amministrazione Trump per la pubblicazione di documenti segreti trafugati da Chelsea Manning, un ex analista dell'intelligence militare statunitense, anch'essa perseguita ai sensi della legge sullo spionaggio. Assange è stato arrestato per la prima volta in Gran Bretagna nel 2010 con un mandato d'arresto europeo dopo che le autorità svedesi avevano dichiarato di volerlo interrogare su accuse di crimini sessuali poi cadute. Si è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador, dove è rimasto per 7 anni per evitare l'estradizione in Svezia. Nel 2019 è stato trascinato fuori dall'ambasciata e incarcerato per aver saltato la cauzione. Da allora è rimasto nel carcere di massima sicurezza di Invermarsh a Londra, proprio in quello della capitale britannica, da dove per quasi 5 anni ha lottato contro l'estradizione negli Stati Uniti. Il patteggiamento arriva mesi dopo che il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di stare valutando la richiesta dell'Australia di non perseguire più Assange. Un portavoce del governo australiano non ha confermato né smentito il patteggiamento, ma ha detto che il primo ministro Anthony Albanese è stato chiaro: il caso del signor Assange si è trascinato fin troppo a lungo e non c'è nulla da guadagnare dalla sua continua incarcerazione. Prima di volare verso il territorio americano delle isole Marianne settentrionali del Pacifico, dove Assange dovrà comparire in tribunale, l'aereo ha fatto scalo all'aeroporto Don Mueang di Bangkok per fare rifornimento. È previsto il rifornimento di carburante e acqua prima di partire alle 21 per l'isola Saipan, ha comunicato un alto funzionario thailandese. Si prevede che comparirà in tribunale mercoledì mattina. E ora dunque ti chiedo, Antonino, che cosa ne pensi di questo caso Assange, della querela intorno a Wikileaks, del fondatore di questo colosso? Credi che giustizia sia stata fatta oppure che ancora si possa gridare lo scandalo? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora Michele, la domanda è molto interessante. Ti dico questo. Sarei un ipocrita se dicessi che no, quei documenti dovevano restare segreti, dovevano restare riservati, anche perché dei cablo mi sono servito pure io per raccontare per esempio i rapporti tra la Cina e il Vaticano, il ruolo di Sant'Egidio, il ruolo del cardinale Parolin, eccetera, del futuro cardinale Parolin e così via.
è materiale riservato, è materiale che è venuto fuori, ma vedi, alla fine della fiera io credo che la colpa non sia di Assange, la colpa è di chi avrebbe dovuto vigilare e non ha vigilato perché quelle carte venissero fuori, molto semplicemente. Il compito dei giornalisti è certamente quello di cercare notizie, certamente quello di portarle fuori. Questo naturalmente non autorizza a compiere effrazioni, all'assoldare hacker, a fare cose di questo genere, perché non è quello il compito della stampa. Quello è un reato ed è un'altra cosa. Ma detto ciò, resta un fatto: la superpotenza americana si è fatta sfuggire tutta una serie di documenti riservati che comunque hanno dato un enorme contributo anche allo studio e al chiarimento di determinati passaggi anche della politica italiana. Penso per esempio quando dai cablo di Wikileaks è venuto fuori che già nel 1979 Don Giussani faceva le lezioni a Berlusconi, Dell'Utri e soci per prepararli, diciamo così, per introdurli meglio alla conoscenza della politica cattolica, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è niente di male, per carità, però è comunque un dato in più ed è comunque qualcosa di interessante da tenere in considerazione, anche valutando, se vogliamo pure a posteriori, il rapporto che poi si è sviluppato tra il centrodestra berlusconiano e la CEI quando era guidata dal cardinale Ruini, rapporto che è completamente agli antipodi dell'attuale rapporto tra il cardinale Zuppi, uomo di Sant'Egidio ed evidentemente di sinistra, che non ama questo governo di centrodestra. Questo è poco ma sicuro. Un cardinale di Santa Romana Chiesa che davanti all'approvazione dell'autonomia differenziata piglia e ti dice non ci hanno tenuto in considerazione. E domandatelo perché. Ma voi vi rendete conto che quando parlava Ruini tremavano i muri, porca vacca? E Ruini non è che parlava tutti i giorni dello scibile umano. Ruini interveniva soltanto in seconda battuta, oppure interveniva tutt'al più per dare il là, un po' come Spalletti dalla panchina, solo che lui era molto più bravo di Spalletti come coach. Dalla panchina lui lanciava per esempio un alto là, diceva no, su questo tema i vescovi italiani sono contrari. E il ruinismo che è stato questa capacità di coagulare i deputati e i senatori di tutto l'arco costituzionale, purché cattolici, a far muro sui cosiddetti valori non negoziabili, è stata la soluzione più intelligente, lo dichiaro pubblicamente, cacchio, perché è giusto dirlo. Camillo Ruini è stata la mente più intelligente alla guida dei vescovi italiani degli ultimi 30 anni, perché il ruinismo ha permesso a quella CEI di dire la sua e di intervenire su temi che ovviamente dal suo punto di vista erano estremamente delicati. Proprio grazie a questa mobilitazione morale che veniva fatta dai deputati cattolici in tutto lo schieramento, in tutto l'arco costituzionale. Con questo pontificato, soprattutto con questa gerarchia, specie i cattodemmi, i cattolici di centrosinistra, sono completamente spariti e sono stati scavalcati ancora più a sinistra dal presidente dei vescovi italiani, rendetevi conto, che ora è una figura come tante del teatrino politico. Missione compiuta, missione irrilevanza compiuta, perché poi dopo chi è che lo ascolta? È il capo dei vescovi italiani. Ecco, se tu vai a vedere i cablo di Wikileaks, vedi anche nel passato tutti i rapporti che ci sono stati tra la Santa Sede e il governo americano, con l'intervento di esponenti della politica italiana che andavano a chiacchierare all'ambasciata americana in Vaticano. Si dice per esempio in uno dei cablo che l'attuale cardinale Parolin fosse un contatto fidato dell'ambasciata americana, che avesse un buon rapporto con i diplomatici americani.
Senza Wikileaks noi non avremmo potuto saperlo. E senza questo non avremmo una chiave di interpretazione, per esempio, su come si sono evoluti o involuti, fate voi, i rapporti tra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America, il che significa in ultima istanza le loro ricadute su questa Italia. È questione, vedi, è un po' come il gioco della settimana enigmistica, unire i puntini dall'1 al 60, che cosa apparirà? Wikileaks è stato un po' come la pagina 47 della settimana enigmistica, con i quesiti risolti del numero precedente e il quesito con la Susi. Naturalmente non c'è il materiale più recente, però su tutta quella parte, tra l'altro fino ai primi anni 2000, su tutta quella parte storica, io credo che sia stato un grande contributo giornalistico e anche, se vogliamo, un grande contributo agli storici che nel 2050-2060 faranno la storia degli ultimi 40-50 anni del XX secolo. E sarà una chiave interpretativa molto interessante. Allora, bella gente, noi adesso facciamo una cosuzza, perché siccome questa è una puntata nella quale stasera si recita a soggetto, noi abbiamo la possibilità, io adesso ti passo il numero di telefono, Andrea, ti passo il numero di telefono dell'amico Felice Manti, che è, come sapete, inviato del giornale, e soprattutto il nostro Felice Manti mi segnala che si è riaccesa la pista dell''ndrangheta nel caso della strage di Erba. Quindi adesso noi ci sentiamo Petula Clark con Call Me del 1965 e poi al ritorno alle 18:35 avremo con noi Felice Manti. Vi ricordo comunque il numero della zappa se volete scriverci, 340 670 9659, oppure se volete telefonare ancora 029294 7222. Prima delle 18:35 abbiamo ancora tempo. Andiamo in pausa e a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Eccellente, allora amiche e amici miei, ma non dall'avventura, avete ascoltato Petula Clark con Call Me, a noi grazie a 1965, telefonami, e noi infatti abbiamo telefonato. Al telefono abbiamo l'inviato, amico e collega del Il Giornale, Felice Manti. Ciao Felice, buonasera. Ciao, buonasera. E allora intanto Buonasera a grazie per tutti. averci concesso questa improvvisata. Felice, tu mi segnalavi appunto questo ritorno della pista dell''ndrangheta nel caso Erba. Ce lo vuoi spiegare per favore? Perché tu hai dedicato molto del tuo tempo professionale a questo caso. Sì, allora guarda, la questione è abbastanza semplice. Qualche settimana fa c'è stata un'indagine della squadra mobile di Como che ha rivelato un nuovo presunto sodalizio criminale presuntamente affiliato all''ndrangheta, del quale farebbero parte alcuni soggetti che sono stati intercettati, e nel corso di alcune captazioni fatte dalla squadra mobile di Como, questi soggetti parlavano di alcune SIM che loro avrebbero comprato e che avrebbero dovuto dedicare a fare espressamente delle ricerche online. Nel corso di queste conversazioni, che poi sono state trascritte anche dal CIP, di conseguenza hanno, lo dice la legge Cartabia, anche un valore investigativo, altrimenti non sarebbero state trascritte. Queste conversazioni si dice: se tu devi fare delle ricerche, usa questi SIM. Ti faccio un esempio. Parla di alcuni omicidi chiaramente di matrice 'ndranghetista o comunque legate al traffico di droga, e poi dice: devi fare ricerca sulla strage di Erba, usa le SIM. Allora la domanda che noi ci poniamo è: per quale motivo nel 2020, quando non si parlava di revisione processuale, non si parlava di nuove prove, non si parlava di revisione, non si parlava di riapertura, non c'erano novità, anzi si era in piena pandemia e quindi di fatto la mente era concentrata su altre questioni, per quale motivo questi soggetti dovevano utilizzare delle SIM protette per fare delle ricerche sulla strage di Erba? Quindi qui il dubbio che c'è sorto, anche vedendo questa trascrizione su questo verbale, che evidentemente questi soggetti temessero, questa ovviamente è una mia personale relazione, temessero che alcune rivelazioni sulle strage avrebbero potuto coinvolgere questi soggetti che facevano lo spaccio di droga. E questa ipotesi giornalistica, suggestione, chiamatela come volete, è comunque suffragata ed è stata suffragata in parte da altri elementi che hanno portato la difesa, anche noi evidentemente, a sollevare l'ipotesi che l''ndrangheta, o quantomeno i soggetti che gravitano intorno a questa questione criminale, fossero a conoscenza di alcune notizie rispetto a questa mattanza che evidentemente avevano a che fare probabilmente prevalentemente con il loro, tra virgolette, lavoro, cioè con lo spaccio. E questa ipotesi è suffragata dal fatto che, come noi sappiamo, Gesù Marzutto, marito e padre di due delle vittime, era uno spacciatore. La sua famiglia è stata smantellata un anno dopo la mattanza dalla Guardia di Finanza, che ha fatto un'inchiesta rivelando che appunto i tunigini che dentro la famiglia di Marzutto erano a capo di questa squadra di spacciatori. Questa partita di droga, questa piazza di spaccio, che a Erba era esattamente di fronte all'appartamento oggetto della sostanza, era di interesse criminale da parte di un gruppo di albanesi di Ponte Lambro, che si sarebbe servito di una gang di marocchini per provare a scacciare questi tunisini da questa piazza di spaccio. Questa cosa ci viene confermata da un'inchiesta della procura di Musaziccio, che apparentemente non è legata, ma che comunque ha svelato l'esistenza di una gang di marocchini che appunto, pagato dagli albanesi, taglieggiava gli spacciatori della zona, e ci viene ulteriormente confermata dalla testimonianza di un soggetto che si chiama Abdi Kais, che è stata raccolta dai legali di Olindo Romano e Rosa Bacci e portata a processo, nella quale Abdi Kais dice che questi marocchini pagati dagli albanesi avevano cercato di taglieggiare, di minacciare, di aggredire, di uccidere alcuni dei componenti di questo sodalizio in mano alla famiglia di Azuso Marzouki,
che c'era stato un assalto all'arma bianca in un covo degli spacciatori di Nerone e che dice Abdicais a verbale, e che dopo questa mattanza, esattamente dopo questa mattanza, il gruppo criminale decise di spostare i proventi e la droga nell'appartamento di Adozo Marzouk, nel quale Abdicais era di fatto residente. Quindi oggi, a distanza di 12 anni diciamo dalla condanna definitiva e a distanza di 4 anni da questa intercettazione, abbiamo un ulteriore elemento che ci porta a pensare che appunto tra i responsabili veri della strage di Erba non ci siano Lindomar e Rosa Bazzi, ma che quella vicenda sia maturata in un regolamento di conti che vede da una parte gli albanesi, i calabresi e i marocchini, e dall'altra i tunisini legati ad Adozo Marzouk, per motivi che evidentemente ancora noi non possiamo sapere. È per questo che abbiamo raccolto anche l'appello dell'avvocato di Lindomar Sabazzi, Fabio Schembri, che dice che chiede agli inquirenti antimafia di indagare, di approfondire questa ipotesi investigativa, proprio perché collima con quelle che sono le risultanze contenute nel processo di revisione, di cui, ricordiamo, si discuterà il prossimo 10 luglio a Brescia. Ecco, infatti, tra l'altro, la cosa più drammatica è che Schembri ignorava completamente l'esistenza di questo brogliaccio. Allora, questo brogliaccio è stato trovato da noi, diciamo, quando è uscita questa inchiesta, ce lo siamo guardato tutti, e quando ci siamo imbattuti su questo passaggio abbiamo fatto una serie di verifiche, prima ovviamente di sottoporre questa questione anche al Fabio Schembri, perché essendo molto 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 delicata la questione non volevamo ingenerare false piste o diciamo come dire, distrarre o comunque diciamo, annacquare l'ipotesi che avevamo costruito, per cui ci siamo prima documentati molto bene su queste vicende, abbiamo sentito anche i legali di alcuni di questi soggetti, ecco, per cui poi abbiamo deciso di dirlo in maniera ufficiale durante la realizzazione di questo podcast che è stata fatta nei giorni scorsi. Ecco, senti Felice, in tutto questo, mentre si discute la revisione del processo, questa può essere un'altra delle potenziali prove, oltre che una potenziale pista, che può portare appunto a un nuovo dibattimento, secondo te? Guarda, questo è il mio personale auspicio, evidentemente, l'auspicio di chiunque abbia a cuore questa vicenda e se ne sia occupato come abbiamo fatto con Edoardo Montolli in questi anni. È pacifico pensare che non si possano sottovalutare quelle che sono, diciamo, delle convergenze investigative non di poco conto, compreso il fatto che di questi brogliacci diciamo che questi brogliacci siano stati trascritti dal GIP, quindi evidentemente noi magari non lo sappiamo, ma c'è anche l'ipotesi che la Procura di settore antimafia di Milano, il settore antimafia di Milano stia già lavorando a un eventuale collegamento. Io questo ovviamente non lo posso sapere, posso dirti che ho provato a contattare il PM che si sta occupando di questa vicenda, ma ancora non sono riuscito ad avere un'interlocuzione, mettiamolo così. Quindi io non lo so se esiste un filone investigativo che lega la strage di Erba all'andrangheta. Certo è che siccome di questa vicenda si parla al processo di revisione, sarebbe interessante o quantomeno congruo o quantomeno ragionevole che le due questioni evidentemente confluissero, no? in un'unica ipotesi investigativa. Non è possibile pensare che proprio mentre si discute la revisione di un processo una procura abbia in mano degli elementi su un processo oggetto di revisione e si ritenga per sé. Questa circostanza sarebbe oggettivamente poco plausibile e sarebbe evidentemente anche grave sotto, diciamo, molteplici punti di vista. Io non credo che evidentemente sia così, però insomma noi giornalisti abbiamo il dovere di chiedercelo, e quindi abbiamo fatto in questa puntata del podcast espressamente facendo anche nostro l'appello di Fabio Schembri agli inquirenti per capire se ci sono evidentemente degli sviluppi e se di questi sviluppi possono essere informati i legali di Lindomar Sabazzi. Certamente. Senti, Felice, diciamo così, nell'analizzare tutti i dati, tutte le perizie che ci sono attorno alla questione Erba, io non voglio sottovalutare il peso che in ogni caso ha avuto l'informazione nell'orientare
l'opinione pubblica. Secondo te, dopo questo processo, qualunque possa essere il suo esito, se ci sarà o meno la revisione, quale riflessione dovrebbe essere avviata nel mondo dell'informazione? Perché Guarda, vedi, io e te parliamo di questo e naturalmente mm, c'è qualcuno dall'altro lato che a quest'ora sta friggendo sulla sedia, sta dicendo: "Ah no, è così, è cosà", più, in termini di tifoseria che non in termini di accertamento della verità, che è il compito del processo. Guarda, io mi sono fatto questa idea. Certamente la gestione dell'informazione nelle vicende giudiziarie, non solo evidentemente quella della strage di Erba, hanno avuto diciamo degli esiti insperati, nel senso che la maggior parte dei grandi processi di cronaca nera si sono quasi sempre spalmati sulla colpevolezza dei soggetti diciamo ipotizzati dalla procura e diciamo quasi mai ci si è posto il problema di valutare se la congruità delle affermazioni che venivano fatte dai procuratori erano tali da sostenere, da fare in modo che diciamo, i giornali potessero sostenere questa accusa. Lo vediamo anche in questi giorni quando per esempio si parla del processo al comandante Carabinieri Mottola nella strage della vicenda di Arce, no? In cui Sì, io ho letto le perizie di Carmelo Lavorino e ovviamente le perizie di Carmelo Lavorino dicono che non poteva essere, non possono essere Mottola, essere, diciamo, non poteva essere, non può essere quella la porta in cui avrebbe sbattuto una di cose, ma tutta una serie di questioni non di poco conto. Eppure sui giornali io queste riflessioni, diciamo, tra virgolette, innocentiste, termini che io aborro, termini orrendo che io aborro, no, non li vedo. Per cui c'è sempre diciamo, una tendenza dell'informazione a spalmarsi su quelle che sono le ipotesi accusatorie. Poi quando i processi finiscono in nulla, come per esempio il processo a Carmine Belli ad Arce e anche altri processi, i giornalisti cadono dal e dicono: ah, ma com'è possibile? Ah, ma c'è una mole di prove. E ovviamente la gente, i telespettatori, i radioascoltatori, i lettori che si sono bevuti queste ipotesi facciate come verosimili o quantomeno come granitiche, come è successo anche nel caso di Erba, quando vengono sollevati dei dubbi legittimi come fatto a noi, dicono: ma com'è possibile questa cosa, no? E quindi poi ci si accusa di essere terapia artistica, tutte le cose di cui noi abbiamo parlato in questi mesi. Allora io dico, ci vorrebbe forse un po' di esame di coscienza da parte di tutti nell'approcciare queste vicende giudiziarie e soprattutto bisognerebbe lasciare che ogni giornalista legittimamente faccia e arrivi a delle sue conclusioni che non possono essere apodittiche, non possono essere determinate, non possono essere definitive, ma devono certamente essere diciamo, sottoposte sotto la forma del dubbio, che è quello che stiamo cercando di fare in questi anni, noi quando abbiamo sollevato dei ragionevoli dubbi sulla reale colpevolezza. Io penso che il giornalista non possa e non debba diciamo schiantarsi e farsi carico di dover dimostrare la veridicità o la inconsistenza di un'ipotesi giudiziaria, ma debba ovviamente ragionare sempre in termini del vero e del bene, no? Come diceva in un recente tema del liceo classico, no? Scritto da Platone probabilmente dai suoi studenti, Socrate spiega che per fare una legge bisogna andare sempre alla ricerca del vero e del bene, non dell'opinione, della doxa. E quindi invece io credo che molti giornalisti abbiano, diciamo erroneamente, secondo me, insomma, perseguito la doxa anziché la teleia, la verità, l'opinione, no? E di conseguenza, siccome la maggior parte delle persone è una colpevolista, adesso in quegli anni si è percorsa la strada colpevolista, adesso per una buona parte dell'opinione pubblica innocentista, qualcuno sta cominciando a mettere dei distinguo dicendo ma sì, in effetti, come se però non fosse la verità, ma fosse assecondare l'opinione pubblica. Questo è il grande, grosso problema di questo paese, anche dal punto di vista politico, dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista economico, o anche dal punto di vista sportivo, no? Di dare a Spalletti perché Spalletti gioca male, poi insomma, la nazionale è passata e quindi insomma giocherà anche male, ma intanto il suo l'ha fatto. Questo per dire che spesso e volentieri noi ci facciamo carico di dover fare delle cose che non ci competono. Noi dobbiamo cercare la verità, per quanto brutta, puzzolente, orrenda, schifosa, indigeribile sia. In questo caso, a mio modesto parere, e anche del collega Edoardo, per cui a nome di cui parlo, la verità vera è che questi due sono completamente innocenti e che intorno a loro sono state costruite delle prove, diciamo, claudicanti, che questo processo di revisione, se la giustizia avrà il coraggio di andare fino in fondo, dimostreranno in tutta la loro pochezza. Detto questo, certo noi dobbiamo interrogarci comunque, ma non lo facciamo. Io discuto quasi quotidianamente con colleghi convinti legittimamente della colpevolezza dell'Interrosa che non riescono a discutere di questioni di cui ovviamente io discuto, o di elementi che io ho contribuito, che noi abbiamo contribuito a tirare fuori, perché ovviamente si nasconde dietro il solito mantra: hanno confessato,
sono stati riconosciuti, c'è la prova di sangue, c'è la macchia di sangue. Quando sappiamo tutti benissimo ormai, dopo 17 anni, le cose che abbiamo scoperto noi, che cioè le confessioni sono oggettivamente scentrate, completamente sganciate dai reperti scientifici, che il riconoscimento del suo testimone Martigerio è probabilmente frutto di una manipolazione involontaria, certamente, da parte dei carabinieri che hanno fatto le domande assertive nel tentativo di ricondurre la colpevolezza di Olindo Romano Sabazzi all'identikit del killer, facendo combaciare due figure che sono impossibili da far combaciare, e che la macchia di sangue, che è la prova più strana di tutte, non può essere una macchia di sangue credibile proprio perché c'è un dubbio nella catena di custodia, come dice il PG sul suo PG Curotatus, c'è un problema rispetto al tipo di macchia che viene individuata da chi l'ha reperta e da chi l'analizza. Chi l'ha reperta dice che era contaminata, chi l'analizza dice che era perfettamente pura. Può essere ragionare del contrario, ma certamente non può essere vera questa circostanza, per cui parliamo di tre prove che sono, diciamo, vagamente indiziarie e certamente insussistenti da sole a garantire la colpevolezza di Olindo Romano Sabazzi. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso, ma noi siamo ragionevolmente convinti di essere nella strada giusta, che è la strada del dubbio, non la strada della certezza, la strada della ragionevolezza, la strada della legittima ambizione di voler porre dei dubbi rispetto alla veridicità di alcune prove che è vero che sono state suffragate dalla Cassazione, ma è anche vero che la Cassazione, che abbiamo visto in questi giorni, fa delle sentenze che sono spesso l'una e il contrario dell'altra. La Cassazione purtroppo non è come i folli, come le tre stragi di Minority Report. Ogni tanto la Cassazione sbaglia e secondo me in questa vicenda ha sbagliato, e lo ammette lei stessa quando nella sentenza si dice che la condanna arriva nonostante numerose aporie, alla faccia del ragionevole dubbio. Appunto. Senti Felice, noi siamo in chiusura perché l'orologio ci corre appresso, però ti vorrei chiedere una cosa, anche se forse è una domanda un po' indiscreta, chiedere a un collega che cosa eventualmente troveremo domani di lui sul giornale, però te lo voglio chiedere, domani cosa c'è di te? Allora, domani sul giornale facciamo un bel ragionamento sulla questione europea, sulle nomine, e anche comprendere, diciamo, rispetto alle nomine e al risico di nomi che si sta delineando, se ci sono eventualmente dei vincitori e degli sconfitti anche in Italia. Ovviamente perché si tende sempre a spaccare il capello in due e dire chi ha vinto e chi ha perso, senza stare attenti alle sfumature. C'è una pagina che si occupa del carcere Beccaria. Io personalmente racconto la storia dell'ex, mi verrebbe da dire, enfant prodige, vale a dire Riccardo Di Cataldo, che negli anni era diventato famoso per essere stato soprannominato suo malgrado il baby Vallantasca, proprio perché in passato si era macchiato di alcuni tentativi di evasion del carcere Beccaria. Quando è scoppiato il casino del carcere Beccaria l'ho chiamato e abbiamo fatto una bella chiacchierata, e domani provo a darne conto sul giornale. Facciamo certamente un paio di pagine di ragionamenti molto profondi e molto giusti anche sulla questione di Assange, esultando ovviamente per la liberazione di questo personaggio un po' strano che ha contribuito a fare chiarezza su alcune dinamiche e anche in qualche modo a disvelare delle verità del deep state americano che in questi anni ci hanno aiutato a capire meglio come funziona la politica, come funziona la diplomazia. Però è anche vero che questo signore non è che certamente era un giornalista, era un soggetto informato che ha decisamente, diciamo, che ha deciso di svelare i dati segreti, facendosi carico di questa rivelazione, ma certamente non possiamo definire un giornalista. Quindi anche su questo aspetto dell'informazione secondo me è importante soffermarci, e domani sul giornale troverete diversi articoli su questo argomento, secondo me sufficientemente interessanti proprio perché sono controcorrente rispetto al pensiero mainstream che vuole Assange un santo a tutti i costi. Diciamo ci sono delle sfumature che vanno un attimino soppesate, come sempre. Noi che facciamo il giornale tutti i giorni proviamo a pesare bene senza lanciarci in campagne diciamo di proclami e di verità ineluttabili di elitti. Cerchiamo sempre di ragionare sui fatti a mente lucida, cercando di capire perché poi alla fine ci arrivano a questi eccessi. Assange che ha fatto diversi anni di carcere, giustamente o meno, ma insomma è un personaggio che merita certamente una riflessione, ma che non può essere considerato né, diciamo, cattivo né buono in base ai partiti che lo
che se lo contendono, ma ovviamente ci sono delle squadre che vanno analizzate, per cui è giusto e legittimo fare dei ragionamenti anche su questa vicenda, che noi speriamo di contribuire a aver fatto con i giornali domani in edicola. Molto bene, allora grazie caro Felice, al piacere allora di leggerti domani, anzi ti leggerà il nostro Giulio Cainarca nella rassegna stampa domattina alle 7:30. Buon lavoro e grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. E allora, bella gente, io voglio ringraziare come sempre Felice Manti, che è sempre un signore, tra parentesi, si mette sempre a disposizione e come vedete io lo apprezzo molto per questa sua capacità di sviscerare i problemi fin nei minimi dettagli. È molto acuto, molto attento, quindi credo che anche lui abbia dato sempre un grande contributo a questa trasmissione e gliene sono grato. Allora, le 18, 53 minuti e 30 secondi, apriamo il telefono 0292947222 se volete intervenire per telefono, ovviamente, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia, sì, perché naturalmente noi stasera recitiamo a soggetto, il telefono è aperto e di conseguenza abbiamo un sacco di news che arrivano. Vediamo un po' chi c'è qua che mi scrive. Ciao Antonino, complimenti per il premio meritato, il buon lavoro viene sempre gratificato. Marco e Marinella da Monza e Brianza, grazie di cuore. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Poi tanti auguri, tanti complimenti Antonino e Lorenzo, vi ascolto sempre con interesse e un ringraziamento a Radio Libertà per tutte le belle trasmissioni. Un saluto da Nadia, un saluto a te. Maurizio, ciao, questo Caruso Michele chi è? Mi ricordo quando telefonava per insultare, ora vuole fare il giornalista opinionista e noi gli diamo spazio. Ad altri no, solo 30 secondi. Contenti voi, Maurizio? No, perdonami. Me non mi ha mai insultato. Fa delle analisi che possono essere condivisibili oppure meno. Non è un giornalista, è un ascoltatore esattamente come te, per cui se vuoi abbiamo tempo per chiacchierare anche con te. La verità è che molto spesso tanti non chiamano e preferiscono ascoltare. Allora, Giuseppe da Taranto, ciao, è l'occasione per farvi i complimenti per la radio libera, aperta, completa, non faziosa. Un meridionale, ma la qualità va al di là. Per fortuna esiste il web. Giuseppe da Taranto. Ma guarda, Giuseppe, qui non è questione di essere meridionale o meno, anche perché io vengo da più a sud di te, vengo da Vibo Valentia, quindi noi siamo una radio nazionale, punto. Non siamo più Radio Padania Libera da quel dì, siamo un'altra storia, siamo questa radio e naturalmente facciamo il nostro cammino. Nessuno cancella la storia che c'è stata prima, tant'è vero che appunto avete ascoltato il bellissimo spot con la voce del nostro Vincent che diceva dal 1976 a oggi, perché questa radio nasce nel 1976 come radio libera in quel di Varese e bisogna essere, aggiungerei, perché poi ieri notte per la botta di adrenalina io sono rimasto sveglio fino alle 5 e mi sono visto anche La storia siamo noi, la puntata che Minoli dedicò alle radio libere, quella l'ho vista 100 volte, questa è stata la 101esima. E devo dire la verità, mi rende orgoglioso il fatto di discendere da questa storia, da queste storie di questi collettivi di ragazzi che negli anni 70 mettevano i soldi assieme, costruivano la radio perché avevano qualcosa da dire. Volevano dire qualcosa, volevano che qualcuno ascoltasse. E ognuno portava di suo, appunto, Maroni raccontò di aver letto le memorie di Che Guevara, poi c'era chi faceva qualche altro servizio e così via. Ed era la stagione dei 100 fiori, perché di radio libere ne sono nate come i funghi in tutti i paesi. Pensate, nel 1975, limitiamoci solo al 75, quindi il primo anno in cui si comincia a parlare concretamente del fenomeno delle radio libere, dopo la radio dei poveri cristi nel 70 di Danilo Dolci dal Belicio, o nel 74 Radio Bologna che trasmise per una settimana da una roulotte sopra sui colli, fino a quando poi non gliela sequestrarono. Quella è stata in realtà la prima
e vera Radio Libera, poi il 1 gennaio del 75 Radio Parma, il 10 di marzo Milano International, e da lì tutta questa storia. Bene, nel 1975, noi arriviamo l'anno dopo, in concomitanza con la sentenza 202 della Corte Costituzionale, ma nel 75, pensate, le due regioni che avevano il più alto tasso di radio libere erano la Lombardia e la Calabria. Incredibile ma vero. Incredibile ma vero. Le radio spuntavano come funghi in Lombardia e in Calabria, per cui immaginate un po', insomma, ce l'avevamo proprio, era proprio destino che dovesse succedere qualcosa del genere. E in quelle radio di quella Calabria c'era un amico di famiglia, la buonanima di Pino Treccozzi, che in quel di Sant'Onofrio, nelle prime radio libere del paese, quindi pensate, metà degli anni 70, in un paese allora di 5.000 abitanti, c'era già anche una radio libera pure lì, cominciò a mettere i dischi e diventò uno dei più apprezzati DJ della zona, conduceva per Radio Onda Verde, Vibo Valencia, se n'è andato più di una decina di anni fa, ahimè, ma anche lui forse oggi sarebbe un testimone di questa storia e insomma credo anche contento dei riconoscimenti che abbiamo raccolto. Ma detto ciò, al di là di queste storie, il piacere della radio libera, e noi lo siamo, è proprio questo, che qui ognuno ha la libertà, specialmente da questo lato del microfono, di poter dire quello che pensa. L'obbligo è quello di avere un pensiero, almeno prima di mettersi qua davanti quando arriva la lucetta rossa, perché poi dopo, quando arriva la lucetta rossa, c'è sempre quel momento di terrore, poi uno si butta e va. Ma fino a che ci sarà il momento di terrore, vorrà dire che continueremo a fare ancora la radio con il cuore, con l'anima, e probabilmente, siccome la radio è una cosa spirituale, continueremo ad ascoltarci, ad ascoltarci e ad ascoltarvi. Va bene, pausa, e adesso Mario Merola, chiamate Napoli 081 1981, e poi in attesa di giustizia i casi dell'avvocato De Filippi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano. A te la linea, Antonino. Grazie Andrea, alle 19, 3 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ma in realtà questo è il suo spin-off, è In attesa di giustizia. Allora io voglio dare il mio benvenuto questa sera, come sempre, all'avvocato Claudio De Filippi e al signor Michele Donvito. Buonasera a entrambi. Salve, buonasera. Ben trovato. Allora, noi stiamo raccontando da alcune puntate e la settimana scorsa abbiamo avuto un altro tassello importante di questa vicenda, il caso del killer delle vecchiette. Qualcuno, un assassino, poi diremo anche chi è, perché è reo confesso, o meglio, che si è attribuito questi delitti, qualcuno che nel corso degli anni 90 ha assassinato una serie di pensionate in Puglia. La particolarità di questa vicenda è stata che ci sono state, correggimi se sbaglio, avvocato, ci sono state 8 persone che sono state condannate come killer, perché a ognuno di loro è stata attribuita una serie di omicidi. E la particolarità è che queste 8 persone condannate sono state in un certo senso beffate. Perché? Perché il vero omicida o presunto tale è andato davanti ai giudici e ha detto: guardate che sono stato io e a scarico di coscienza, perché sono musulmano, voglio a tutti i costi pulirmi la coscienza, voglio espiare, di conseguenza voglio confessare tutti questi delitti e quindi voglio pagare per tutto ciò. Non è stato creduto. E ahimè, uno di questi 8, il signor Vincenzo Donvito, purtroppo si è ucciso in carcere. Signor Michele, intanto mi permetta un sentimento di rispetto nei confronti di suo fratello, perché un uomo che si toglie la vita compie un gesto estremamente drammatico, ma attenzione, è anche un gesto di estrema protesta. Ecco, a maggior ragione, ci vuole raccontare di suo fratello e ci vuole dire appunto di questa scelta drammatica che alla fine lo ha portato a morire. Certo, intanto la ringrazio. Niente, cioè, lui secondo me non credeva più nella giustizia, pensava che il giorno l'altro si sarebbe fatta chiarezza in questa cosa. Dico anche questo, che magari lì nel paese tutti li avevano capito la dinamica di come morivano le persone, cioè le povere anziane che venivano uccise nello stesso modo e quant'altro. C'era una mano ferma di un serial killer, forse solo i carabinieri non l'avevano capito, e mi viene da chiedere se ci sono fatti mai una domanda, magari, che continuavano a mettere delle persone dentro quando questo continuava ad ammazzare. Dico, ma non si erano mai chiesti come mai qui le persone continuano a morire e abbiamo messo dentro? E poi la dinamica di come come venivano ammazzate queste povere vecchiette era sempre la stessa, cioè col coltello, le anziane a piano terra, vestite di nero, perché magari mi ricordava quelle storie che ha vissuto lui da piccolo. E allora mio fratello aveva perso la speranza, è per questo che poi l'ha portato al suicidio. Mi ricordo che ci fu, adesso di preciso non mi ricordo l'anno, che la Cassazione respinse
e in sostanza si è riparto di nuovo il processo, cioè, e in pratica per la procura di Taranto gli assassini erano quelli e non si cambiava niente, cioè la cosa era così per secondo loro. E come fa una persona a continuare ad andare avanti? Cioè, quando ti vedi che in un modo o nell'altro te la vogliono fare, cioè, la devi pagare, e poi anche come sono state fatte le indagini, ci sono tante cose strane, tipo quando fu beccato il tunisino che poi fu portato a casa di questa povera vecchietta dove fu accusato mio fratello, che lui li portò nella casa dei carabinieri, gli spiegò per bene per tutto di come l'aveva lasciato e quant'altro, cioè solo chi poteva essere stato a fare quell'omicidio sapeva certe particolarità. Cercavano un borsellino rosso che da casa mia, da casa di mio fratello in sostanza, dove abitava mio fratello, che lui alla fine ha confessato che in quella casa aveva preso il borsellino rosso con dei soldi dentro, con dell'oro, adesso non mi ricordo, che sono passati anche degli anni. E niente, poi ci fu anche una particolarità che a Taranto ci fu ordinato una perquisizione in casa di un ricettatore e in sostanza in questa casa qui trovarono il tunisino che aveva tutta la reportiva che apparteneva a queste povere vecchiette. Questo è stato portato in questura a Taranto ed è stato interrogato da un magistrato che si è occupato di questo fatto. Detto dal tunisino, cioè agli atti, che in pratica gli hanno detto: prendi questa reportiva e vai via dall'Italia. Adesso la cosa che mi viene da pensare, voleva nascondere perché il danno era talmente grosso, e poi essendo che sono magistrato era anche recidivo su altri casi a Taranto, mi hanno combinato dei casini, questi personaggi che si occupano della magistratura, della procura di Taranto. E niente, cioè, a casa della vecchietta fu trovata un'impronta che era di una scarpa numero 38, mio fratello aveva un 45. Poi vabbè, io gli atti, cioè, i documenti e tutto quello che c'era scritto nei documenti non me lo ricordo per bene perché, ripeto, sono passati degli anni. E l'altra cosa è che all'epoca i carabinieri della stazione di Palagiano, loro andavano a casaccia quando prendevano una persona di mira. Mio fratello sì, era una persona che di Marachelle ne ha fatte, però non puoi far pagare a una persona una cosa che non c'entra niente, perché ad esempio ci fu un fatto strano quando ci fu un processo a Taranto quando riguarda la storia del serial killer, poi il processo è stato accorpato, che io dissi a una persona che avevamo sta amicizia, lui aveva questa amicizia con questo carabiniere e io avevo questo amico in comune, che gli dissi che se un giorno saremmo arrivati alla fine di questo, io avrei portato quel carabiniere di fronte a un giudice, di fronte a un processo, perché il modo in cui operava a Palagiano lo sanno tutti. E questo me lo aspettavo, che il giorno dopo mi ricordo che c'era
il processo, mi aspettavo che questo carabiniere veniva a trovarmi, in effetti venne a trovarmi e mi minacciò, perché era il suo modo di fare che aveva all'epoca. Minacciava, alzavano le mani, perché tu dovevi dire il contrario, tante cose, cioè, ecco, tutto qui. Avvocato, posto che naturalmente io non entro nel merito delle affermazioni che vengono fatte dal signor Don Vito e naturalmente mi astraggo da tutto questo perché non ho la possibilità di verificarle, ma detto ciò, avvocato, un suicidio significa anche un gesto di condanna verso qualcuno. Ecco, e il signor Vincenzo, chi è che ha portato sul banco degli imputati con questo? Metaforicamente parlando, chi è che ha portato sul banco degli imputati con questo gesto estremo? Allora, intanto, caro Antonino, sono storie che secondo me in esclusiva vengono raccontate sulla Radio Libertà. E ve ne siamo grati, tra l'altro. No, ma grazie a voi che permettete di conoscere un caso incredibile. Io non mi ero mai trovato di fronte ad un caso del genere nella mia vita di quasi 30 anni di professione, perché veramente è un caso estremo, direi. Allora, voglio dire una piccola premessa e arrivo subito alla tua domanda. Il caso di Don Vito è il caso di altri 7 innocenti che per i quali la giustizia deve ancora pronunciarsi, non ne ha ancora riconosciuti tali, va sempre detto questa cosa, la dico sempre, ma stiamo facendo revisioni finalizzate ad ottenere giustizia. Ci auguriamo che la verità emerga e che gli 8 innocenti vengano dichiarati tali dalla magistratura italiana. Però il caso, e questa la finisco la premessa, riguarda 8 innocenti scagionati dal serial killer, come ha detto Michele, fratello di Vincenzo, Don Vito, e che ovviamente riguardano anche 100 anni di carcere quasi comminati, più o meno comminati. Consideriamo che c'è un soggetto che è sempre il mio cliente, Vincenzo, che si chiama Giuseppe Tinelli, il quale è ancora in carcere e ha l'ergastolo. Tra l'altro ha difficoltà, questo lo dico incidentalmente, a parlare con le Iene, perché sembra che il carcere di Pavia, dove sta, non voglia fargli incontrare i giornalisti, e questo mi sembra molto strano, eccetera, e poi vedremo di fare tutti i ricorsi del mondo, perché ne ha diritto. Però io volevo tornare al discorso di Vincenzo Don Vito. Allora, sul fatto che Vincenzo Don Vito si sia suicidato, io ho qualche dubbio e lo voglio dire subito. Perché indubbiamente il giorno, mi corregga se sbaglio Michele che ci ascolta, il giorno in cui apparentemente si suicidò Vincenzo, voglio dire, coincideva con un compleanno, se non sbaglio, del padre. Sbaglio, Michele? Sei giusto. Ok. Però coincideva anche, questo me l'ha detto recentemente Michele e le sorelle, coincideva anche con un fatto, che il giorno precedente, il giorno prima, lo stesso giorno, 2 giorni prima, il serial killer delle vecchiette, Semmai e Zedine, aveva dichiarato di essere stato lui. E la stampa lo avrebbe divulgato lo stesso giorno, il giorno dopo. Chiedo sempre conferma. Lo stesso giorno noi l'abbiamo... Quindi una coincidenza molto strana, ecco, questo è quello che dico io, non dico altro. Poi, detto questo, quindi dubbi anche sul fatto stesso. Però, lasciando perdere questo argomento un attimo, il fatto del gesto, se è un suicidio, se si tratta di un suicidio, il gesto potrebbe rimarcare, a patto che si tratti di questo, potrebbe rimarcare proprio una situazione di insostenibilità di questa causa da parte del povero Vincenzo Don Vito, quale era un ragazzo comunque fragile. Anche qui chiedo sempre conferma al fratello, che ovviamente lo conosceva, io non l'ho mai conosciuto,
e soprattutto che proclamava sempre e comunque di essere innocente fino all'ultimo momento. È stato l'unico che ha preso delle botte e non ha mai detto il contrario. Io sono innocente, mentre gli altri sotto le mazzate hanno detto il falso, cioè nel senso che hanno detto quello che volevano che i carabinieri dicessero, cioè, capito? Mentre mio fratello, lui si è sempre proclamato innocente. Allora, la questione che io voglio rimarcare in questo caso incredibile, che se emergesse quello che noi stiamo raccontando, perché noi come avvocati abbiamo sotto mano i fascicoli, abbiamo le prove contro di loro, abbiamo quello che appunto li ha portati ad essere condannati. E quanti anni hanno condannato, scusami Michele, Don Vito Vincenzo? 28 anni, giusto? Giusto? Sì, 28 sì. anni. Allora, se voi considerate 30 anni Pinelli, che ci l'ergastano in realtà di più, 23 anni Faiuolo, 28 anni Don Vito, e poi c'è Nardelli, e poi c'è Orlandi, e poi ci sono andiamo quasi a 100 anni di carcere. Allora, se questo avverrà, che verrà conclamato dalla giustizia, verrà verificato dalle sentenze, allora a questo punto il caso diventerà il più grande caso errore giudiziario d'Europa, perché si tratta di 4 omicidi, 8 innocenti, 100 anni di carcere e tantissimi giudici che se ne sono occupati. A questo punto io doverosamente devo fare un discorso sulla questione del serial killer. Il serial killer ha scagionato in effetti anche Vincenzo Don Vito, ne ha parlato anche lui stesso, ha detto assolutamente innocente Vincenzo Don Vito, innocenti tutti gli altri 7, 8 innocenti, sono io il vero colpevole, io sono musulmano, devo dire la verità, io l'ho sentito con le mie orecchie. Forse anche Michele l'ha sentito con le sue orecchie, il serial killer a Taranto in quell'udienza, o sbaglio? Sì, c'era quando lui disse sono stato io ma non vogliono credermi. Vabbè, poi allora dobbiamo fare un passo indietro. Il serial killer ha una memoria prodigiosa, come ha raccontato anche il giornalista Edoardo Montolli alle Iene, parlando di Faiuolo, una memoria prodigiosa del serial killer che ricostruisce, e chiedo sempre conferma a Michele che era presente, che il serial killer ha ricostruito benissimo in quell'udienza che ricordiamo ai radioascoltatori, è quell'udienza dove gli si è aperto il processo per condannarlo o assolverlo sulla base delle sue profanazioni, che ha detto che in realtà sono confessioni. Io ho detto sono io il colpevole, quindi il paradosso e la nemesi. E quindi se Michele mi conferma, il serial killer ha ricostruito benissimo tutti i passaggi delle varie vecchiette, compresa quella che riguarda il fratello. Come si chiama la vecchietta del fratello? Dillo tu, Michele? Commessano. Allora devo dire una cosa, perché in questo caso della Commessati, tanto per entrare un po' addentro alla situazione, perché poi abbiamo poco tempo, più di tanto non possiamo fare, però un minimo di delibazione si può fare. Allora, il caso Commessati è stato gestito in un modo allucinante. Praticamente non si sono state fatte le prove. Come dice Michele, l'ho sentito parlare prima, dice ma non si sono viste tante cose, le impronte, sulla scena del delitto sono arrivati tutti, il RIS non è arrivato. Quindi è stato uno dei primi casi, però è stato trattato in un modo molto particolare, con una situazione diciamo molto molto disordinata, per usare un eufemismo, e che non ha consentito di verificare appieno tutte le prove e le indizi e le questioni che potevano indubbiamente coinvolgere il serial killer. È quello che vogliamo fare noi. Noi vogliamo verificare se quelle impronte, quei segni, quella impronta della scarpa corrispondono rispetto al serial killer delle vecchiette, per trovare elementi nuovi che ci permettano di riaprire la revisione, perché la revisione è una procedura speciale. Ovviamente adesso va più di moda perché ci sono tanti casi di revisioni aperte da aprire, da concludere, eccetera eccetera. All'epoca non era così. Io per esempio ho avuto in Puglia un caso importante, il caso di Domenico Morrone, 15 anni di carcere innocente.
però per un avvocato è come trovare 3 quadrifogli in un giorno nello stesso punto, è molto difficile. Però adesso le cose speriamo possano cambiare, anche nel modo di affrontare le revisioni, e soprattutto che il legislatore, visto che stiamo parlando di una radio politica, ascoltata da politici per la politica, possano capire e comprendere che c'è necessità di cambiare le regole. Le regole revisionali non vanno bene, perché la revisione non può essere sulle spalle dei poveri avvocati, come me, come l'avvocatessa Gianna San Micheli, che stanno portando avanti questo caso da quasi 18 anni, ma deve essere aiutati dalle procure della Repubblica, le quali vanno ad esaminare i casi, li aprono. Come è successo tra l'altro col caso di Barillà. Barillà, l'uomo sbagliato, caso della TV, libro di Stefano Zurlo, eccetera, eccetera, è un caso dove la procura è intervenuta e ha aiutato. E quindi ecco, questo che manca anche in questo caso, per ora, speriamo domani, anche speriamo oggi stesso, una procura che si muova ad aiutarci a sbrogliare questa matassa infinita e immensa per l'interesse della giustizia e della verità. Ultimo caso che voglio citare è il caso di Zanchetto, recentemente, 33 anni di carcere, incredibile, scoperto grazie anche all'ostinazione del suo avvocato, l'avvocato sardo, adesso non ricordo il nome, se non lo direi. Praticamente Zanchetto è stato aiutato sempre dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Quindi il fatto che questi casi vadano meglio, se c'è un aiuto da parte della pubblica accusa, indica la strada. La revisione non può essere più utilizzata solo da parte degli avvocati con le loro misere armi che sono le indagini difensive penali, che hanno dei grossi limiti. Invece c'è bisogno che questi casi vengano affrontati insieme con una sorta di controllo obbligatorio di legge di tutti gli omicidi. Gli omicidi dove non ci sono colpevoli e anche gli omicidi dove ci sono colpevoli. E allora sì che andremo ad ottenere un aiuto e una speranza, perché la revisione dice una cosa importante nel caso di Michele e di suo fratello Vincenzo, che anche se è morto colui che invoca la giustizia e dice sono innocente, la voce dei familiari può portare avanti nel suo interesse la revisione fino a che ottenere la giustizia. Quindi questo ragazzo che... E lascio parola un attimo a Michele perché voglio fargli una domanda, perché voglio dire una cosa importante secondo me. Tu hai parlato del fatto che Vincenzo non era un santo, ma attenzione, cioè erano questioni bagatellari quelle che aveva o erano cose gravi, per capire? Perché sostanzialmente questo che vogliamo capire, cioè Vincenzo chi era? Era uno che aveva fatto le sue marachelle, ma accusarlo di un omicidio è stato proprio devastante. Ma poi voglio dire una cosa, avvocato, cioè il tunisino ha dato la chiara conferma, è plateale questa cosa qui. Andate a casa mia, sotto la scala, troverete tutta questa roba qui che appartiene a quello, e in effetti andavano a casa sua, scavarono, trovarono una pistola che apparteneva a un marito di una vecchietta uccisa, dell'oro, della rifurtiva che aveva rubato in casa. Cioè, ma più di questo, cioè, voglio dire, quando queste persone stavano dentro già, capite? Quindi ci sono dei riscontri che dicono che il serial killer dice la verità. Lui tratteneva articoli di giornale che riguardavano Don Vito, Tinelli, le madri, cioè, tutta questa gente, Vincenzo Paiuolo, Francesco Orlandi e Nardelli e tutta questa gente, la madre e la sorella di Tinelli, dicendo che lui teneva questi articoli di giornale e li hanno trovati nella casa sua dove stava, perché diceva io li tenevo perché ovviamente volevo vedere che cosa facevano, ma mi stupivo che prendessero della gente che non c'entrava nulla. È giusto quello che dico? L'hai sentito anche tu? Sì. Allora, anche quando fu beccato, ripeto, in quel ricettatore a Taranto, in caso del ricettatore che gli stava vendendo tutto. Io volevo arrivare a questo.
Ma più di questo, cioè voglio dire, più di questo, Bravo. quando queste persone sono già dentro, cioè, perché poi Allora, volevo fare una questa precisazione per capire meglio. Allora, è successo un fatto incredibile. Io un giorno ero in cancelleria a Taranto insieme alla mia collega avvocatessa Gianna San Micheli, che pensavo che partecipasse anche oggi, ma probabilmente aveva da fare, non lo so, non l'avete trovata. Allora, praticamente io e l'avvocatessa Gianna ci siamo ritrovati in mano un fascicolo che dire scottante è dir poco. Questo fascicolo con foto a colori recava i gioielli che il serial killer era stato trovato nelle sue tasche, i gioielli che sono stati trovati nel locale di Silvio e Piro a Taranto. Questi gioielli erano gioielli che il serial killer ha riferito rubati a casa della signora Comesatti, dove è stato condannato tra l'altro Vincenzo Don Vito. È incredibile questa storia, perché nessuno ha verificato questo. Io non ce l'ho fatta, io e l'avvocatessa Gianna non ce l'abbiamo fatta. Perché? Perché quando abbiamo chiamato la famiglia a indagini difensive, non così tanto con tutti i crismi, ci hanno detto prima sì, venite che verifichiamo, e poi ci hanno detto no, non siete giudici, non siete PM. Quindi non siamo stati in grado, proprio per i limiti delle indagini. Ma questi gioielli che Michele riferisce, fondamentali, bisogna verificare, anche perché noi abbiamo la prova che qualcuno in famiglia ha detto che potrebbero essere. Ce l'abbiamo. E allora come mai, se potrebbero essere, non si va a verificare? Lo stesso giudice Valeria Ingenito di Taranto, che ha assolto il serial killer quando è stato assolto su 2 casi, quello di Don Vito e un altro, di Tinelli e di Faiuolo, eccetera, eccetera, ma è stato condannato su un altro. Allora il serial killer Scusate. ma è attendibile o non è attendibile? Chiudo il discorso per dire una cosa. Sì, anche perché il tempo è scaduto. Ho chiuso. Lo stesso giudice dice: se andiamo a controllare se questi gioielli appartenessero, allora sì, ma doveva farlo lei questo controllo prima di assolvere o di condannare. Quindi noi vogliamo riaprire questo caso con tutte le nostre forze. Benissimo, allora io ringrazio il signor Michele Don Vito, ringrazio anche l'avvocato Claudio De Filippi e ci ritroviamo allora la prossima settimana con un'altra puntata di In Attesa di Giustizia. Grazie a entrambi. Grazie a tutti. La ringrazio. Grazie. Allora, naturalmente io mi dissocio dalle accuse che vengono fatte o comunque dalle affermazioni che vengono fatte verso magistratura e carabinieri. È chiaro che quello è il punto di vista del signor Don Vito, ma non è quello certo dell'emittente, noi né del sottoscritto. Detto ciò, però, è giusto dare voce a chi si trova in questa situazione. Noi chiudiamo qui Parlamento con Simonetta Matone e poi dopo Gloria Guida, Cuore e Fatti Onore del 1972. A domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Buon pomeriggio a tutti. Io tratterò molto brevemente gli aspetti tecnici che sono stati abbondantemente, esaurientemente e chiarissimamente raccontati dal collega Pittalis da par suo, e mi soffermerò poi sulla necessità politica assoluta di questa legge. Allora, il disegno di legge sinteticamente abroga il delitto di abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323 e modifica l'articolo 346 bis che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di ogni altra forma di comunicazione diversa dalla corrispondenza intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo
che l'autorità giudiziaria dimostri di avere assoluto fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo di reato, introducendo contestualmente per l'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati alle intercettazioni di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che le conversazioni rientrino tra quelle vietate. Il testo reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni per rafforzare la assolutamente necessaria tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È storia patria tutto quello che è accaduto nel corso di questi anni, anche in giorni recentissimi, con la pubblicazione di atti che non c'entrano assolutamente niente col processo, e in particolare viene introdotto il divieto anche parziale di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni se questo contenuto non è riprodotto dal giudice nella motivazione o se questo contenuto non è stato utilizzato nel corso del dibattimento, ed è vietato il rilascio di copie, anche questo è molto importante, delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione se la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti o i difensori. Interviene in materia di misure cautelari prevedendo l'interrogatorio preventivo della persona sottoposta ad indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura, ed introducendo la decisione collegiale. Noi ci rendiamo conto che questa è una misura diciamo così, garantista e giusta, ma al tempo stesso una misura pericolosa per il carico di lavoro degli uffici giudiziari, e proprio per questo l'operatività della collegialità è differita di 2 anni all'esito proprio del reclutamento straordinario dei magistrati. Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.